Buonasera e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio. In un interrogatorio Matteo Messina Denaro ha dichiarato di essere un ex agricoltore apolide. Inoltre alla domanda su altri beni in suo possesso il boss ha risposto sì, ma non dico quali. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna di 28 persone appartenenti alle cosche di Brancaccio e Santa Maria di Gesù per un totale di quasi 300 anni di carcere nel processo Stirpe 2. Un ex bidello è stato condannato per violenza sessuale dopo aver dato una pacca sul sedere a due studentesse e averne abbracciata un'altra. Gli episodi sono avvenuti in una scuola di Ragusa. Dal 1 giugno partiranno i 3 voli giornalieri tra Palermo e Roma Fiumicino che saranno effettuati dal vettore Aero Italia. Si rompe così il cartello Ita-Ryanair, il commento di Schifani. Chiudiamo con il meteo. Continuano le piogge in Sicilia. Per domani sono previsti rovesci e temporali nella zona nord-orientale della regione, dove è stata diramata anche un'allerta meteo gialla. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.